Ero curioso di una cosa, ma a parte i brani che si sentono nel video promozionale di questo concerto, che spero di vedere prima o poi insieme al mio socio live, al di fuori anche della Sardegna, citiamo quelli che mi ricordo io a spanne, poi magari aggiungete voi. Nel video si sente indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, La Cosa, e Il gatto a nove code, C'era una volta in America, C'era una volta in West, Per un pugno di dollari, Metti una sera a cena, Adonai, The Feedback, Adonai, Abolissao. Giù la Abolissao, giusto, altro straordinario pezzo da Keimada. E quindi cosa aggiungete poi di altro eventualmente quando... Ma dipende, alcuni brani vengono scelti a seconda della location. A volte riproponiamo Addio a Cheyenne, altre volte Vamos a matar compañeros in una versione corale. Quello spesso è un bis. Gabriel Zobo è Gabriel Zobo, certo. Senti, io però adesso farei sentire, e dopo ne parliamo, cominciamo a far sentire qualche tema, dai, di quelli da 90. Mi è piaciuto molto l'arrangiamento che hanno fatto di Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto, perché sembra un pezzo così, dici un ostinato che continua a vedere, è un tema. No, c'è una serie di cose, peraltro da percussionista dico che ci sono una serie di obbligati per quel povero batterista abbastanza, come posso dire, importanti. Andiamoci a sentire Indagine sul cittadino al di sopra di ogni sospetto.
Luigi, su questo pezzo, correggimi se sbaglio, ti vedo più rilassato nel suonare su questa indagine, perché credo sia divertente da suonare. Sì, è divertente, forse ho anche qualcosa di meno da fare, no? E la cosa, sì, è molto ben distribuito. E c'è molto peso, come tu hai detto, sul batterista, perché ci sono molti obbligati da seguire, ma ci sono anche molti spazi in cui agire, sì. che abbiamo cercato di utilizzare. E poi quella cellula, quella minore ripetuto tu, ostinato, quello era un classico del Morricone tra il 69 e il 71, talmente classico che lo abbiamo sfruttato come traghetto verso Giù la testa, che è identico. Sì. Avremmo potuto usare tantissime altre di quel periodo, che iniziano tutte così. Sì. Morricone, come lui stesso aveva detto in un discorso al centro sperimentale, aveva detto il musicista ha il diritto di ripetersi, quello si chiama stile. Ecco, è uno stilema sicuramente di Morricone, era la minore. Peraltro da persona molto intelligente e preparata, non essendo lui un minimalista, ma ogni tanto la tecnica minimalista ce la metteva dentro, soprattutto in quel periodo. Poi meno. Lui diceva, ha inciampato nel minimalismo andando a cercare cose. Lo sentiva sicuramente perché sentiva tutto proprio, quindi se non sbaglio Marco, quello ostinato lo fai te dall'inizio alla fine, no? Se non vado errato. Sì, però volevo aggiungere una cosa, nel capannone c'era molto freddo e quando ci vedete magari che siamo, perché ci sono dei momenti in cui suoniamo un po' più sciolti perché magari abbiamo iniziato già da un po', però all'inizio siamo un po' più ingessati, diciamo così, perché c'era veramente freddo, tant'è che Edoardo, per esempio il bassista, ha suonato in giacca addirittura. Sì, infatti l'unico termosifone che avevo erano le valvole dell'amplificatore, probabilmente in quel momento ero abbastanza scaldato. Dicevo, avete registrato in sequenza tutti quanti i brani? Avete staccato qualche volta per ragioni video o no? Sì, abbiamo staccato un paio di volte, sì. Però in linea di massima, come avete visto, è quasi tutta una suite dall'inizio alla fine. Sì. Ci sono degli stacchi, però la maggior parte dei pezzi sono comunque collegati l'uno con l'altro, quindi inevitabilmente bisognava suonarli di seguito. Anche perché se si va con questa catena di pezzi collegabili, che è un gioco bellissimo, se uno lo vuole fare, volendo, si può fare anche quasi come un DJ che però suona dal vivo, non si finisce mai, volendo può continuare all'infinito. Come avete resistito a non interpretare Nuovo Cinema Paradiso, che peraltro è del figlio di Andrea, perché è uno forse dei brani, è il vero tormentone della produzione di Morricone. Come avete resistito a non farlo, a non cedere? Ma all'inizio era subito dopo il tema di Deborah, dove io suono la chitarra classica, arrivava immediatamente dopo. Diciamo che nel cercare di dosare famoso e non famoso, o comunque meno famoso, ascoltabile e meno ascoltabile, alla fine viene anche più facile, seguendo questa logica, togliere certi brani che sarebbero imprescindibili, perché magari si pende troppo verso una delle due parti, che io cerco sempre di mantenere in equilibrio il più possibile. Anzi, sono sempre più timorato quando dobbiamo fare i brani famosi, non ho tutto quel trasporto, sono un po' legato. Ho molto più trasporto quando dobbiamo fare le parti più, tra virgolette, imboscate del repertorio morriconiano, dove forse mi trovo anche più a mio agio. Magari a Marco piacerebbe di più fare certi altri temi. No, vabbè, io sono più rocchettaro in generale, a me piacciono le cose un po' movimentate, però no, in generale mi piacciono tutti i pezzi e li suono tutti con molto gusto, diciamo, sì. Forse ne ho un paio che preferisco. A me per esempio Adonai, che è un pezzo molto semplice, che riprende un po' il beat di quegli anni, no? Il beat anni 60. È molto prog come l'avete fatto voi. Sì.
Sì, però comunque anche l'originale non, mi sembra che non è che fosse molto, molto distante. Ha cori e campane anche l'originale. Esatto, aveva cori e campane, noi abbiamo vocoder e theremin, però sì. Ma perché nasceva, non so se vi ricordate che lo si accenna anche nel documentario di Ennio, quella linea tematica in realtà era uguale, cioè sulla falsariga era quasi simile al film della Cavani, che era quello là, quel film di fantascienza stranissimo, i cannibali, che infatti poi Montaldo sentì in Moviola e disse che meraviglioso sto pezzo, lo metto nel mio film, e poi Morricone ha dovuto quasi semi-copiarlo, ma in realtà poi cambiando, aggiungendo decori. Pontecorvo, vuoi dire? Scusami, Montecorvo. A Polissao. Polissao, sì, che è male, perdonatemi, ma... Quindi Pontecorvo, Gillo Pontecorvo. Ma allora vi faccio una domanda: cosa avete scoperto arrangiando, suonando alcuni pezzi del Morricone che magari non immaginavate, ecco. E poi vi do un consiglio da pezzo da aggiungere le prossime volte, che secondo me per il vostro quartetto è spettacolare, che è l'unico pezzo jazz scritto da Morricone per un film poliziesco, che è Il bandito dagli occhi azzurri, con Franco Nero, suonato da Enrico Pieranunzi, Riccardo Del Fra, poi c'era Dino Asciolla alla viola e l'altro chi era che non mi ricordo la batteria. Restuccio era il batterista loro, sì. Lui, sì. Che secondo me è un pezzo straordinario e per voi sarebbe spettacolare, anche perché poi ha una ritmica, ha un incedere incredibile. Quindi che cosa che avete il 22 luglio, quindi mi sa che siamo in tempo, forse ce la facciamo. Dai, ok, perfetto. L'album è l'unica colonna sonora prettamente jazzistica nella carriera di Morricone, che non amava il jazz. Ma andando a scavare, andando all'origine della composizione, quindi proprio nel materiale di base, Morricone è come andare a scuola di composizione, ti insegna tutto, dall'armonia bacchiana fino alle serie, alla dodecafonia e oltre, l'intero corso. Bisognerebbe analizzare l'opera morriconiana e si imparerebbe tanto la condotta delle parti in armonia perfetta, quanto poi l'allargamento delle maglie fino alla dissoluzione. Morricone padroneggiava tutti questi stilemi con una classe e un'inventiva, soprattutto non indifferenti, che poi ne hanno reso il fenomeno di cui parliamo ancora oggi. Lasciamo un attimo da parte Morricone, perché ci tenevo a fare una domanda a Luigi, perché Luigi Frassetto ha composto la colonna sonora di un autore, di un regista sardo che io amo tantissimo, perché è un regista veramente a 360 gradi, con delle idee narrative e registiche molto molto pregnanti, molto molto belle, molto d'impatto, che è Bonifacio Angius. E Luigi ha realizzato la colonna sonora dei Giganti, che tra l'altro è passata da un festival, se non mi sbaglio, giusto il film? È andata al Festival di Locarno e poi è uscito nelle sale lo scorso autunno. E che ora uscirà la tua colonna sonora in vinile, quindi parliamo anche di questo. A brevissimo dovremo annunciare la pubblicazione. Stiamo proprio aspettando letteralmente le copie. Raccontaci un po' questa uscita. Beh, allora, innanzitutto l'etichetta Audio Image di Davide Mastropaolo è un'etichetta nuovissima che farà la sua prima uscita con i Giganti, è un'etichetta interamente dedicata a composizioni per audiovisivo e come molti è rimasto stupito da una cosa, c'è un giradischi all'interno della scena, adesso io non voglio rovinare perché ancora non l'ha visto, e si sentono molte canzoni e lui pensava fossero brani di repertorio e intervallati da alcuni strumentali composti ad hoc, invece poi leggendo i titoli ha visto che i brani erano tutti miei, alcuni composti assieme a Bonifacio per i testi in spagnolo, la parte cubana del film, che è molto estesa, e quindi siamo entrati in contatto per questo motivo qua. Per il resto posso dire che lui come me considera gli anni 60 un po' l'apice, il rinascimento del Novecento, e ama quel tipo anche proprio di quella tipologia di registrazione che era prima che esistessero dei veri standard di registrazione della musica. Era un periodo tra l'altro dove la musica pop
la musica strumentale, la musica per il cinema si assomigliavano molto, specialmente in Italia dove i musicisti erano praticamente gli stessi. Mi ha chiamato per creare questa vera finta collezione di dischi all'interno di questa casa dei giganti, e ci siamo divertiti moltissimo a ripercorrere tutte le strade della musica per cinema di quel periodo, del bolero, dei primi cantautori italiani, del pop americano. Sono stati 2 mesi divertente, da morire perché il film era già finito e bisognava solo fare le musiche, come purtroppo spesso succede, però bellissimo davvero. Quindi non hai avuto pressione per nulla, ecco. No, nulla. Ovviamente suona anche Marco, suonano Edoardo, Lorenzo, tutti i componenti del quartetto, in più sono anche moltissimi altri musicisti. Noi ti facciamo auguri per questo disco di prossima uscita, mi sembra di capire, sì. E quindi allora io concluderei questo nostro programma con questo caso di omonimia che a me e Marco, come posso dire, è Marco, non Marco io, è da tempo che ci, come posso dire, crea dei simpatici problemi, perché in realtà abbiamo avuto anche l'occasione di lavorare insieme, io e Marco. Per quale motivo? Perché io mi ritrovavo sul mio profilo IMDb dei lavori che non avevo fatto io e lui lo stesso, viceversa. Quindi a un certo punto adesso la situazione si è dipanata. Certamente non è che io e lui ci chiamiamo Giuseppe Rossi, per cui uno dice porca miseria, con un nome del genere. No, ci chiamiamo Marco Testoni, che non è un nome comunissimo. Voglio ricordare peraltro che questa è una delle puntate più isolane che siano mai state fatte, perché qui c'è Massimo che proviene dalla Sicilia, 2 sardi e io che sono un quarto sardo, quindi credo mai così è stato. E insomma, alla fine io mi ricordo che lo chiamai per cercare di capire e lui mi disse, ancora me lo ricordo, ma tu sei Marco Testoni, quella della pubblicità del balocco. E io gli chiedevo come faceva a conoscere la cosa, che era una cosa come la sapevi questa storia? Non lo so, ma sarà sempre perché comunque io cercavo le cose mie, trovavo le tue, tu cercavi le mie, tu cercavi le tue, trovavi le mie. Sarà sempre per quel motivo. Sarà stato quello. Va bene, comunque fatto sta che alla fine io scopro che io ho scoperto dopo che fosse un musicista Marco. Prima lo conobbi come videomaker, già giravano dei corti che lui faceva, eccetera eccetera, e allora abbiamo lavorato insieme e io gli ho detto proprio con la faccia di Tolla, senti, io sto per faccio uscire un disco con un brano, uno standard di un pezzo di Sun Ra, grandissimo musicista visionario jazzista, Angels and Demons at Play, dico ti va di fare il video? E lui, che è più scocciato di me, l'ha fatto e io mi ricordo che lo presentai all'Auditorium qui a Roma con la gente piegata in 2 dalle risate, e raccontavo questa storia di come avevo conosciuto che il Marco Testoni lì che ha fatto la regia non ero io, ma era appunto lui. Io direi, Marco, di farmi vedere un pezzettino di questo lavoro che tu hai fatto. Musicians who believe in orchestration
discipline and precision. Not too many musicians have demonstrated that. Vabbè, allora tutto quel lavoro di animazione l'ha fatto quel signore lì, ok? Quindi complimenti, complimenti ancora oggi. Marco, che ti ricordi di quel lavoro, di quel video? Mi ricordo che avevo sentito appunto questo brano di Sanralo. Io prima di fare i video musicali, sento la musica tantissime volte finché non ho la sua memoria, e sono partito alla marimba, mi ricordo quella lì, e allora da lì mi è venuto qualche idea, e poi siccome chiaramente Sanra era psichedelico anche lui, allora ho detto qua ci vuole un'animazione che tecnicamente è coerente, però che va un po' sull'astratto, che però torna sul figurativo per poi tornare sull'astratto, colorata però lo sfondo è nero, poi c'era una voce di radio dietro il brano, era la sua voce proprio di Sanra. Chiaramente diceva dell'arrivo sulla terra di Sanra, eccetera, tutte queste cose. Allora mi immaginavo addirittura dalle montagne che arrivavano delle persone come i magi, qualcosa. Diciamo che era psichedelico tutto. No, veramente, cioè, nel senso, ha colto subito il mood e l'essenza anche perché poi la versione che abbiamo fatto noi, lo ricordo, col mio gruppo Pollock Project, era proprio chiaramente anche ancora di più psichedelica rispetto a quella di appunto originale di Sarra. Io ti ringrazio ancora, è passato, non so quando sono passati, 7-8 anni, forse 10 addirittura, e ti ringrazio ancora. Sì, era come minimo il 2012, 2011, forse 2012. Sì, e quindi 10 anni fa. Ok, e quindi scusami Luigi, ma quando uno ha un omonimo di cui andare fiero, e che cavolo, cioè, quindi in chiusura ricordiamo di andare su YouTube a godervi questo splendido e molto molto particolare tributo a Ennio Morricone. Luigi Frassetto Quartet suona Ennio Morricone, lo trovate tranquillamente, e godetevi quindi non solo tutta la parte dei riarrangiamenti, delle interpretazioni live di queste performance veramente strepitose da parte di questo gruppo, ma anche la regia di questo videomaker omonimo che oggi che vedo doppio oggi, quindi il testone qui sotto di me. Senti, ultimissima domanda, noi siamo collegati con un programma che si intitola radiofonico, che si chiama Classic Rock, che va in onda un po' in tutta Italia. Ditemi una canzone, una movie song originale che vi è rimasta, della storia del cinema, che vi è rimasta particolarmente impressa.
Iniziamo da Luigi. Molto difficile, così su due piedi, non chiedetemi perché, mi viene in mente Agita, dal film Broadway Danny Rose di Woody Allen, un film in bianco e nero degli anni '80, fra i minori di Woody Allen. Il pezzo era cantato da tale Nick Apollo Forte, che credo interpretasse se stesso nel film, cioè un cantante italo-americano fallito, che parlava di questa agita, che credo fosse l'appetito o il mal di pancia per gli italo-americani. Molto bene. Allora, peraltro mi hai fatto ricordare un film che secondo me è tanto minore, era molto divertente quel film, almeno allora. Vai, testoni omonimo, dici qual è la tua movie song originale. Io la mia scelta è un po' meno sofisticata di quella di Luigi. Vado sul tamarro. Per niente in realtà se senti il pezzo. Vabbè, degli anni '80 The Eyes of the Tiger o Eye of the Tiger dei Survivor. Eye of the Tiger dei Survivor, giusto? Da Rocky 3. Sì. Ok, io come avete visto non c'ero, quindi scoprirò solo dopo il pezzo che ha scelto Marco Testoni. Sarà un pezzo sicuramente raffinatissimo, immagino, e no, lo so benissimo quello che ha scelto Marco. Io saluto Pompa. a tutti. Saluto Marco, saluto Luigi, vi auguriamo il meglio per questi vostri concerti e spero ne facciate tantissimi quest'estate, perché poi alla fine il grosso del lavoro per noi musicisti è sempre d'estate, quindi me lo auguro anche per voi. Grazie mille a voi. Grazie. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao Sassari, ciao Alghero. Ciao.